Non è detto che le minacce alla professoressa Viola provengono da questo mondo padovano, assolutamente non è detto. E comunque c'è da aspettarsi che in un momento di, come dire, di crisi del movimento Novax dovuto a tanti fattori, qualche testa calda dia luogo ad azioni che sono tutt'altro che pacifiche, appunto, anzi sono espressioni di una violenza assurda. Non si esclude nessuna pista per quanto riguarda le minacce ricevute dalla dottoressa Antonella Viola, immunologa e direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, che in questi mesi si è spesa anche a favore della vaccinazione dei bimbi più piccoli. Nella lettera contenente un proiettile si è fatto appunto riferimento alle vaccinazioni pediatriche, una deriva violenta che ha spinto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a garantire una scorta alla dottoressa. Episodio di minacce gravi, tali bisogna considerarle, ha indotto a una valutazione di grande cautela, che si traduce appunto in un servizio di scorta per la dottoressa Viola e anche una vigilanza in alcune sedi che naturalmente sono interessate alla presenza della professoressa. I carabinieri stanno indagando sulla provenienza e sulla matrice della lettera, che potrebbe essere stata spedita anche da fuori regione. In questi mesi di manifestazioni contro il certificato verde, il dialogo tra questura e attivisti ha permesso che cortei e sit-in non sfociassero in violenza. Le indagini faranno il loro corso, le conducono i carabinieri con la Procura della Repubblica chiaramente e speriamo di venirne a capo, di assicurare appunto i responsabili alla giustizia in modo veloce perché sarebbe importante.